Passiamo al mio secondo grande amore, il Malanga Testarossa. Il nome già si capisce per cosa è stato chiamato così, unico motorino che ha la testa rossa. Ed è una particolarità perché è stato suggerito dal tecnico che ha collaborato alla costruzione del motore, che precedentemente aveva lavorato in Ferrari, cioè i famosi Testarossa. Questo qui, a mio avviso, è stato il motorino più bello degli anni che furono. Quando è uscito questo modello ha fatto diventare vecchi tutti gli altri motorini di 10 anni. Naturalmente con questo look tricolore, con questa testa rossa, con le soluzioni di ciclistica, pedane arretrate, tutte queste cose qui, forcella idraulica davanti in certi modelli, parafanghi cromati, aveva qualcosa di fascinoso. Era il Porsche, questo era il Ferrari, l'Italjet, questo qua era il Porsche. Di conseguenza sono stato anni a guardarlo nelle vetrine. E cosa è successo? Avendo uno, tenuto proprio da quando ero ragazzino, ho deciso di restaurarlo. E anche qui ricerche, eccetera, a parte che c'era un sacco di materiale già originale, però certi particolari non li avevo ancora trovati, e finché ho finito il restauro. Ok, andiamo a finire perché questo motorino qua è diventato importantissimo nel mio percorso di vita motociclistica, perché mi ha accompagnato all'Isola di Man. Per chi non lo sapesse, è famosa perché all'Isola di Man ogni anno viene svolta quella famosa competizione chiamata Tourist Trophy, che ha più di 110 anni. E nel 2007, in occasione del centenario, ero già stato a fare un giro in moto e ero rimasto folgorato da questa gara qui. Cos'è successo? In un raduno del 2011 ho fatto un annuncio ironico e ho detto: guardate che nel 2012 un gruppo di piccoli bastardi, che fa parte del nostro clan, andrà all'Isola di Man per presenziare al TT. A un certo punto c'è stato un vociferare, un brusio e poi un applauso. E cosa è successo? Che a un certo punto viene Giorgio Cialino, il presidente dei piccoli bastardi, e mi dice: ma che razza di cosa hai visto? Che cosa ti sei inventato? Ma chi vuoi che venga? Ma sei fuori? Lo guardo dritto negli occhi e gli dico: Giorgio, ma perché no? Tutto si smatta in Furlan. Ok. 10 giorni sono arrivate telefonate da tutte le parti. Allora siamo pronti, partiamo? Sì, c'è. Cavolo, cosa facciamo? Organizziamo? Sì, ma come organizziamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Insomma, a un certo punto è cominciata la macchina delle organizzazioni. Questo Giorgio Cialino si trova a fare un servizio fotografico in un raduno verso Reggio Emilia. A un certo punto c'era il banchetto della Cine Hollywood, quella che fa tutti i CD motoristici o di tutto, e aveva riservato un angolo al ministro del turismo dell'Isola di Man per pubblicizzare il TT. A un certo punto Vali dice: senta, se noi venissimo via con 10 motorini, ha fatto tutta la presentazione eccetera, e saremo presenti, riusciamo a fare un giro nella parata storica? Sto qua, aspetta un momento, chiama, a un certo punto, ppp, ok, bene, siete già inseriti nella parata storica. Cavoli, benissimo, e ancora riusciamo anche a farvi un servizio, eccetera, bene. A fianco a lui c'era Ugo Passerini, il vice direttore di Inmoto. E fa: ho capito bene, volete andare all'Isola di Man con i motorini? Sì, ecco. Allora, la Conti Editore mette a disposizione il furgone, vi portiamo via noi e vi seguiamo in tutto il servizio. Cavoli, cosa unica. Ed è successo che i motorini sono partiti col furgone, 10 motorini stivati in modo incredibile, e noi abbiamo preso l'aereo e ci siamo tutti ritrovati all'Isola di Man facendo una tappa all'Ace Café di Londra, che sarebbe la mecca del motociclismo, io dico britannico, ma è diventato mondiale. Chi passa in moto per Londra è impossibile che non vada all'Ace Café, perché ha una storia incredibile, che ve la racconterò un'altra volta. Ok, arriviamo all'Isola di Man con questi motorini, a un certo punto cominciamo a fare i primi preparativi, insomma si parte a fare questo giro, andiamo alla partenza e di conseguenza
Vado alla direzione di gara e gli dico, eccoci qua, siamo noi piccoli, ah bene, ok, sì, ok, che benissimo. Gli ho lasciato un po' di foto. Il giorno dopo, per Radio TT, che è la emittente che viene seguita da tutti in quel periodo del TT, viene fatto questo annuncio. Faccio una sintesi. Siamo lieti di annunciarvi che sull'isola sono sbarcati 10, l'ho detto sparkling, frizzanti piloti di una certa età e hanno portato dei cinquantini che non li avevamo mai visti. Ringraziandoli che ci fanno conoscere un pezzo di storia motociclistica italiana che noi non conoscevamo, gli auguriamo una buona permanenza e speriamo di vederli in giro per le strade dell'isola. Bene, partiamo. Non riuscivamo a fare più di 1 chilometro o 2 che venivamo fermati in corsa da camion che ci sorpassavano, gente che ci fermava, ai distributori, frotte di gente che uscivano perché è stato fatto un annuncio per vedere questi cinquantini. Incredibile, perché a un certo punto in ogni posto dove arrivavamo, nei bar eccetera, sentivano l'urlo intanto delle marmite espansione perché toglievamo il silenziatore e andavamo via. Perciò immaginarti 8-10 motorini come urli e arrivavamo a un certo punto, non avevamo tregua. Vi posso dire che in centro ad Aglas, quando stavamo attraversando il centro e dovevamo arrivare ai semafori e si ripartiva, a un certo punto un vigile, vedendoci arrivare, ha cominciato a fare così, a urlare fantastic, magic, incredible, ecco, che qui non credo ci accolgano con questo entusiasmo, anzi diranno cosa fa quel vecchietto lì che ha rubato al nipote il cinquantino. Bene, abbiamo fatto questo giro e a un certo punto ci presentiamo a questa parata storica. Mi arriva lì un signore e mi dice, lei è il responsabile? Sì, sono io, venga che c'è il direttore di gara che vuole parlarle. Va bene, vengo. E mi dice, senti, poi quanti siete? In 10? Sì, ma veniamo solo in 8 perché c'è un Morini Corsarino che non corre, l'altro non vuole fare perché un Garelli che fa 50 all'ora non viene. Ok, ma sentite, quanto fanno i vostri motorini? Sì, non è che fanno 50 all'ora, sì, 70, 80, 90, 100, ok, va bene, ma allora mettiamo il caso che vi faccio partire per primi, partite i primi 10, a un certo punto andate, poi il gruppo dopo di voi parte dopo 1 minuto di voi e sono altri 20, sono tutte con le moto da gara, da competizione. Quando arriveranno dove siete voi vi portano via, perché questi qua arrivano in piena, è un giro a vita persa. Non mi fido a farvi partire per primi, e allora vi faccio partire per ultimi. Ok, vi faccio partire per ultimi, questi qua vanno via in bomba, finiscono il giro, io ho l'ordine di aprire le strade 20 minuti dopo la fine del giro. Voi dove vi trovate? In giro per l'isola, non posso farvi partire. E ho detto, allora cosa facciamo? Posso dare uno spunto? Sì. Allora facciamo una cosa, ci faccia partire, facciamo la partenza, facciamo la discesa di Brahil, famosa, arriviamo alla prima rotonda, ci portiamo a sinistra e ci buttiamo fuori. Mi guarda in faccia e mi fa, promesso? Certo, sure, sì. Promesso 2 volte, sì, va bene. E siamo partiti con questo animo da competizione, perché figurati, partire dal TT, prendere la discesa di Brahil, famosissima, e a un certo punto andare giù in mezzo a migliaia di persone che hanno cominciato a fare il putiferro, a sentire questi motorini, e abbiamo visto il nostro momento di gloria.